Dovremmo lasciare i microfoni aperti durante la pubblicità perché si sentono le cose più interessanti, pubblico e ospiti compresi. Allora, noi abbiamo fatto un'intervista e vorrei riproporla. Abbiamo parlato di eccellenza veneta, abbiamo parlato di un'eccellenza italiana che va esportata nel mondo, abbiamo parlato di qualità e questo sicuramente sono le nostre imprese, quindi le idee non mancano, l'esperienza non manca, in questo momento forse manca la liquidità per ripartire e rimettersi in gioco. Allora, i fondi europei di cui si parla tanto, ce li andiamo a prendere o no? E che cosa sono? Abbiamo intervistato Fabio Salviato. Il microcredito è un finanziamento fino a, secondo i parametri della Comunità Europea, 25.000 euro, ma possiamo andare anche a 50, anche a 100.000 euro, quindi da 0 a 50 a 100.000 euro. E qui è fondamentale perché in tutti o in quasi tutti i paesi della Comunità Europea esiste questo strumento dedicato e strutturato che può essere una società finanziaria come una banca dedicata naturalmente al microcredito. In Italia non esiste, o perlomeno si sta lavorando perché possa arrivare questo strumento dedicato e strutturato. Questo perché in Europa il Fondo Europeo degli Investimenti ha a disposizione per l'Italia 200 milioni di euro per quanto riguarda il sostegno alla media e piccola impresa, però attraverso questo strumento dedicato e strutturato. E in questo senso abbiamo parlato del microcredito, che è una delle possibilità, però sono 200 milioni che sono in Europa e stanno aspettando di essere utilizzati dall'Italia. Ricordo, l'Italia è l'unico paese europeo, o uno dei pochi, che non ha un mezzo per poterli andare a cogliere, perché a volte finanziare 25.000 euro a una piccola impresa, ad una banca, ad una struttura non conviene. Allora, vediamo come l'Europa anche si sta organizzando a volte per bypassare le banche, che a volte non dipende neanche da loro, perché vediamo come Basilea 3 non consenta alle banche italiane oggi di finanziare le start-up. Perché? Perché chiede 5 bilanci, ma una start-up di per sé non ha storia, non ha 5 bilanci, 5 annualità alle spalle. Continuiamo con Fabio Salviato. La Comunità Europea ha individuato i cosiddetti fondi dedicati. Cosa significa? Da un certo punto di vista hanno capito che il sistema bancario, per tutta una serie di ragioni derivanti anche da Basilea 3, io ricordo solo una cosa, che a partire da gennaio di quest'anno, sempre nell'ottica della implementazione delle regole di Basilea 3, le banche possono dare credito, dare finanziamento ad imprese che hanno almeno 5 bilanci e quindi le start-up, le innovazioni non lo possono sostanzialmente richiedere. Quindi la Comunità Europea ha individuato dei fondi dedicati che possono essere per l'acqua, per la terra, per il social housing, per l'agricoltura, per le energie rinnovabili, eccetera, eccetera. E questo è importante, individuare strumenti in Italia, quindi organizzazioni che possono gestire questi fondi, che possono essere fondi a credito o fondi per capitalizzare, per dar vita a nuove iniziative in questi settori ben definiti. La Comunità Europea ha individuato nel grande contesto del bacino del sociale, e per bacino del sociale non esiste una definizione ben precisa, l'importante è creare occupazione, ecco, questo, la transizione verso il nuovo. Attenzione, la transizione verso il nuovo potrà avvenire solamente con progetti, proposte e imprese innovative. Questa è l'indicazione che ci dà la Comunità Europea, ma anche la domanda del nostro mercato. Concludo con una considerazione finale. In Italia ci sono ormai una ventina di milioni di persone che sono vicini alla soglia di povertà. Il tasso di disoccupazione ha superato il 13% e queste persone chiedono occupazione, ma chiedono anche domande di prodotti e servizi che non vengono evasi dal sistema. Questo è importante, che chi ha responsabilità, non solo responsabilità di governo, ma anche responsabilità dal punto di vista operativo, sappia razionalizzare, sappia capire questo tipo di domande e tradurle anche in piccole ma significative esperienze di carattere imprenditoriale che possono creare occupazione.
Piccole e significative esperienze, vuol dire start-up, vuol dire giovani che le idee le hanno. Qui in studio con noi abbiamo una start-up, Drawlight. Alberto, la tua esperienza, però ti vedo senza microfono, il che è gravissimo. Signori, se lo passiamo di qua, grazie. Prego. Sì, buonasera a tutti. Una start-up, la tua, che sembra funzionare, incrociamo le dita, tocchiamo tutti gli muleti del caso, però diciamo che... Sì, incrociamo tutte le dita possibili. Tutte, assolutamente. Diciamo, la start-up è in realtà un'impresa, come un'impresa normalissima, diciamo, gli diamo un nome un po' diverso, però è fatta di persone come tutti quelli che ho sentito qui stasera, che ci mettono impegno quotidiano dalla mattina fino a notte fonda. Sappiamo che poi, tra l'altro, nei settori delle nuove tecnologie o dell'immersive media, per esempio, nei quali noi, diciamo, eccelliamo in Veneto e anche in Italia, non lo dico io, ma lo dicono i progetti che facciamo per grandi aziende venete e internazionali. Dico, queste persone lavorano fino a notte fonda benissimo, senza problemi di orari, e, diciamo, abbiamo un impegno molto forte, ma quello che ho sentito dire stasera qui è una delle cose più importanti, è la sinergia. Nel senso, noi siamo nati come uno studio che sviluppava 3D, quindi che faceva progettazione di interni fotorealistici, quindi un po' i competitor dei fotografi, per dirci. Poi ci siamo voluti evolvere ogni anno cercando di dare un prodotto nuovo al mercato, sia perché lo vogliamo fare, perché siamo giovani, abbiamo voglia di fare cose nuove, e questo è un valore importantissimo che sottolineerei, pregherei chi ci guida adesso di tenere molto in considerazione, c'è la voglia di fare. Ma soprattutto anche il fatto del mercato che ci chiedeva ogni anno di dare qualcosa di nuovo. Non ci siamo mai tirati indietro, abbiamo sempre fatto novità, aggiornamenti, siamo andati poi a lavorare in quello che è il mondo dello spettacolo e degli eventi. Chi di voi è di Padova magari ha visto lo spettacolo fatto in Piazza dei Signori per la notte dell'UNESCO, quella proiezione di luci e colori e video che è sul Palazzo della Ragione. È cosa vostra. È cosa nostra, è fatta insieme un po' il patrocinio ovviamente del Comune di Padova. Tornando al discorso della sinergia, quello che noi promuoviamo è il fatto di trovare competenze, unire competenze, cioè nel senso, noi facciamo immersive media, quindi ci occupiamo di spettacolo, però ci stiamo, tra virgolette, fondendo con società di ingegneria e architettura, perché notiamo che nel mercato questo tipo di unione di competenze fa la forza, perché attraverso la progettazione anche di spazi interni, come possono essere i negozi del futuro, l'immersive retail li chiamiamo noi, creiamo quello che può essere una convergenza di potenzialità, cioè noi che diamo un'innovazione e chi progetta che ci accompagna nel proporre un progetto completo a chi magari ha bisogno di innovazione. Quindi la sinergia è fondamentale, è a costo zero perché è pura volontà di chi lavora. Senti, ma cosa puoi dire ad un ragazzo che ti guarda da casa e che ha voglia di partire, ma che vede un po' tutte queste problematiche e ne risulta scoraggiato? Beh, allora, innanzitutto noi siamo scoraggiati e ci rialziamo quotidianamente, cioè nel senso, sui nostri tavoli si parla sempre di cosa fare di nuovo, anche se abbiamo pile di carte così di fianco, che tentiamo un po', perché siamo giovani, un po' le guardiamo, un po' non le guardiamo. Quindi in realtà facciamo un po' finta di niente, cerchiamo di gestirle, però non ci facciamo sommergere, perché se ci facciamo sommergere da questo tipo di pensieri non parliamo più di come fare a unirci, di cosa fare domani, di perché andare in Emirati Arabi a proporre le nostre cose. Quindi avanti, fare squadra, professionalità, sì, ma concretamente vuol dire anche, concretezza. sì, ma concretamente vuol dire anche subire ogni giorno la pressione, ma anche trasformarla, e qui c'è lo spirito imprenditoriale, in qualcosa di positivo. Noi guardiamo all'estero, ma per vendere all'estero, non per andare all'estero. Noi guardiamo all'estero perché è un'opportunità di far vedere che in Italia le cose le facciamo Per voi bene. l'Expo sarà un'opportunità? Per noi è Abbiamo visto un'opportunità, Expo Veneto, sicuramente sì, un portale di interesse per voi? è un'ottima opportunità. Mentre sentivo parlare di Expo Veneto ho mandato ai miei collaboratori il sito, che se lo stanno già guardando, e domani mattina vedremo magari di Brugnaro, iscriversi. questi ragazzi sono svelti. Sicuro lo sono loro. Sono andati a controllare subito. No, il sicuro sono Non loro a perché... controllare, a far sinergia È immediatamente. importante perché quelle aziende che dovranno fare eventi avranno bisogno di loro per costruirli. Cioè è una catena. Questo è creare lavoro. Da un'idea, crei lavoro, perché l'azienda che poi vorrà, dico io faceva Salotti, scusa ti rilascio la parola, non volevo portartela via lo spazio, giusto che sia il suo, ma dico, quell'azienda poi non ha le strumentazioni per fare lo spettacolo, deve fare un evento, dicevo. Lui fa gli eventi, guarda, Fatalità non è che non sapevo che veniva. Lui
può fornire non tanto il cinese che viene, ma fornisce l'azienda vicina che deve costruire un evento e lui gli dà il massimo della novità. La sua bravura sarà capire quel cliente, ma adesso forse lo dice lui, lo sa. Sì, sì, diciamo che la fase nostra, quella di creare a Padova un polo creativo, è venuta un po' per caso, perché una delle frasi principali che ci sentiamo dire delle aziende in cui lavoriamo fa: ma siete a Padova? Cioè, si aspettano sempre che i nostri principali concorrenti sono milanesi, certo. ma cioè, proprio parlo anche di grandi città internazionali come Toronto, Barcellona, New York, sono lì dove diciamo, risiedono gli artisti si principali. gioca al mondo, no? certo, la sfida è quella lì, le città metropolitane. Dobbiamo diventare città metropolitana, lui è Venezia metropolitana, è già, solo che i politici non l'hanno capito. Questo è il problema, e noi abbiamo bisogno di fibra ottica, lui ha bisogno di connettività veloce, domani di cosa ha bisogno strutture, lui? diciamo, per esempio, una cosa divertente, noi adesso unendoci con queste società di architettura e ingegneria, che fino a 2 anni fa pensavamo totalmente diverse e divise dai nostri punti di vista, notiamo che comunque società giovani come noi vedono, per esempio, in quella che è la progettazione del futuro, la fusione con l'immersive media, cioè con quelli che sono le tecnologie, la domotica piuttosto che l'interattività, piuttosto che le proiezioni mappate, piuttosto che la realtà aumentata. Tutto questo va a convergere in un'unica direzione, dove andrà l'ingegneria, dove andrà la medicina, dove andrà l'intrattenimento. E dove venderemo le borse, la gioielleria, sì, perché diciamo tramite loro noi vendiamo la manifattura, cioè è collegata la cosa, l'industria. Made in Italy. Certo, è lui il futuro. Poi se posso cioè. dire, per noi italiani, cresciuti comunque in un tessuto industriale difficile, appena usciamo un attimo siamo velocissimi, cioè nel senso ci invidiano molto, non nella fase organizzativa, ma nella fase propositiva e nella fase di gestione dei progetti, nella competitività economica, perché siamo ancora molto più competitivi rispetto a grandi colossi esteri in questo caso. Facciamo la differenza. Certo. I fondi europei mettono a disposizione molte risorse nella prossima programmazione dal 2014 al 2020. Bisogna andarli a prendere. Sulle infrastrutture, sull'agenda digitale. Bisogna avere la capacità di intercettare. E parte da una sinergia di tutte le forze, le rappresentanze industriali, datoriali, ma anche la sinergia col sistema della formazione e dell'istruzione, con gli enti locali, per progettare e per riuscire a intercettare attraverso la partecipazione ai bandi, perché poi quelle risorse vengono ripartite su degli obiettivi tematici, degli assi di intervento, su delle misure, su delle azioni che sono abbastanza vincolate e definite e che però riguardano tutto un insieme di settori, di ambiti che guardano molto anche rispetto all'innovazione, alle infrastrutture, all'innovazione, all'agenda digitale, all'information technology. No, però bisogna avere la capacità di costruire nel territorio dei progetti costruiti in sinergia e di intercettare tempestivamente la partecipazione ai bandi quando i bandi vengono emessi. Ma non solo, capacità io colgo l'occasione da quello che mi sta dicendo, e se la regia ci segue, c'è un ultimo contributo di Fabio Salviato che volevo tenere per un'altra occasione perché è un po' tardi, ma a questo punto vorrei mandarlo. L'avrei voluto qui presente Salviato perché è una figura che ha esperienze europee, sicuramente serve ad un Veneto che deve guardare fuori. L'Europa ci dà le linee guida in cui investire, nel settore agricolo, in tutta una serie di settori. Noi dobbiamo seguire quelle linee guida che sono sicuramente l'innovazione, come stavamo seguendo adesso e ci raccontava il giovane imprenditore di questa startup che niente è che un'ottima azienda che fa innovazione e tecnologia in rete. Se vediamo l'ultimo contributo di Fabio Salviato, vediamo come un occhio esterno, quindi come l'Europa ci indirizzi in riferimento a quelli che sono i mercati emergenti. Interessante lo studio fatto dall'Università di Rotterdam sul Dipartimento di Economia, su un'economia in transizione, dove diventa chiaro e evidente che per quanto riguarda, prendiamo in considerazione il petrolio, dal 1800 fino al 2100 si passa dal 100% a zero, per arrivare al 2100 ad un'economia che dipenderà al 100%, che dovrà utilizzare al 100% le energie rinnovabili, quindi solare, eolico, fotovoltaico e probabilmente idrogeno. Abbiamo individuato 4 settori di attività. Oggi, dopo 9 anni di crisi economica, l'agricoltura biologica in Italia c'è una domanda del 20% superiore all'offerta. Siamo i primi produttori di prodotti biologici in Europa, siamo anche i primi esportatori, c'è una domanda
crescente e quindi c'è l'opportunità, ecco, di creare, di costruire aziende agricole a produzione biologica, perché la domanda di questi prodotti è in costante e continuo aumento. Poi prendiamo in considerazione un altro settore che in questo momento è in una situazione un po' di difficoltà, cioè quello delle costruzioni. C'è una direttiva della Comunità Europea che determina che a partire dal 2018, cioè fra neanche 3 anni, le costruzioni, se si vogliono costruire nuove costruzioni, devono essere costruite con determinati criteri sostanzialmente simili alla bioedilizia. Quindi queste costruzioni avranno la caratteristica che consumeranno da 3 a 4 volte in meno rispetto al consumo attuale. E qui vi faccio un esempio: mediamente una famiglia italiana spende per il riscaldamento 2.000 euro all'anno, mentre una famiglia tedesca, dove notoriamente siamo più a nord, ne spende 500. Oggi cosa stiamo assistendo? Che le imprese austriache e tedesche sono pronte ad entrare sul mercato italiano, mentre le nostre imprese sono ferme al palo. Il terzo pilastro che noi definiamo è l'energia. Noi dobbiamo risparmiare, sprechiamo molto. Se facciamo l'esempio dell'Italia, di Padova, io sono un padovano, sull'illuminazione ci sono solo alcuni settori dove sono state installate delle lampade a LED. Se noi installassimo, e qui faccio semplicemente un esempio, l'illuminazione di tutta la città, non andiamo sulla provincia, abbiamo solo i dati della città, il Comune spende 17 milioni di euro. Okay? Con l'installazione su tutta la città ci sarebbe un risparmio dell'85%. Torniamo in studio, 85%, parliamo di 14 milioni di euro all'anno risparmiati, magari con dei LED che pago nel tempo, per cui mi ammortizzo magari con questo risparmio il pagamento dell'importo. Questo abbiamo preso Padova come esempio, ma può essere calato su qualsiasi città, ma qualsiasi anche monumento storico che è illuminato e deve essere illuminato, piuttosto che anche i semplici condomini dove le famiglie che prese singolarmente sicuramente non possono affrontare l'operazione di ristrutturazione dell'immobile, ma magari agevolati da strutture esterne, possono rifare il cappotto piuttosto che andare verso un risparmio energetico, con il risparmio economico pagare, magari dilazionato nel tempo, quello che è un investimento. Questi numeri che dà Fabio Salviato sono un'economia reale e forse da questi numeri dobbiamo partire, sia le imprese, nuove imprese o vecchie imprese che devono oggi rinnovarsi perché il mercato è cambiato, che lo si voglia o no, è cambiato, ma anche i lavoratori e i giovani che devono pensare quale facoltà studiare, in cosa impegnarsi, dove reinventarsi, perché per poter trovare un lavoro domani. Ed ecco che se riusciamo a fare economia in Italia possiamo poi anche esportarla all'estero e non dover acquisire quindi esperienze e know-how da paesi stranieri quando l'eccellenza ce l'abbiamo in casa. Io ringrazierei tutti i nostri ospiti, pubblico per primo, spero siate intervenuti tutti, siete sempre i nostri migliori ospiti perché molto preparati e presenti. Grazie per la partecipazione alle realtà politiche aziendali, sindacali e ai lavoratori. Ci saranno altre occasioni per parlare di lavoro. Buonasera a tutti, grazie al pubblico a casa. Buonasera.